20° congresso provinciale della SPI CGIL, il titolo scelto Un patto tra le generazioni per il futuro dell'Italia. Qui si fa futuro, il lavoro è. Ne parliamo con Enzo Baldanza, responsabile e segretario uscente. 3 punti cardine costituiscono il manifesto dello SPI CGIL. Il lavoro è il titolo del documento nazionale che la CGIL ha prodotto, che racchiude il programma per i prossimi 4 anni per il nuovo segretario nazionale che sarà eletto dalla CGIL. Insieme al lavoro che per noi è il punto centrale della nostra azione politica e sindacale, perché il lavoro rende l'uomo libero e se non c'è il lavoro ogni uomo non riesce a mantenere la propria famiglia, ad avere una sua dignità. Appresso abbiamo messo un patto fra le generazioni, perché noi riteniamo che è indispensabile che gli anziani e i giovani facciano un patto non di tolleranza ma di affetto, perché i nonni e gli anziani sono il nuovo welfare italiano. Sono quelli che sostengono le famiglie, che sostengono i figli, che fanno crescere, aiutano a crescere i nipoti, che li fanno studiare. E poi il futuro è qui significa che noi nel nostro programma abbiamo inserito tante di quelle proposte e di buoni propositi che vogliamo realizzare facendo confronti costanti con il governo, e qualora il governo si rifiuta di farlo noi siamo pronti, come già annunciato tra l'altro Susanna Camusso, alla mobilitazione ed eventualmente anche a fare gli scioperi per ottenere le cose che abbiamo scritto nel programma e che vogliamo realizzare. Al 20° congresso provinciale della SPI che si sta svolgendo qui a San Leone, il segretario generale appunto della SPI Maurizio Colà, tante le problematiche da affrontare, ma ci saranno delle buone notizie o purtroppo si va sempre indietro? Beh, devo dire che insomma, le notizie sono quelle che vive la gente, per esempio la condizione della sanità in Sicilia è terribile e il popolo degli anziani è un popolo che ha delle cronicità dovute all'età. E drammaticamente ci sono più sanità in Italia, per cui c'è la sanità lombarda e quella siciliana, tra l'altro con situazioni veramente molto gravi in cui spesso andare a fare un'analisi con i ticket costa di più di un'analisi nei privati, che è una cosa incredibile che sta smontando la sanità privata. Poi i comuni senza soldi e spesso servizi sociali ce ne sono molto pochi e poi non si capisce che questa è una regione, come del resto d'Italia, che sta avendo un aumento dell'età demografica molto importante. Perché? Perché non si fanno figli perché non c'è lavoro, perché i ragazzi scappano perché non c'è lavoro e molti dei nostri paesi rimangono con i nostri anziani spesso in grande solitudine e senza servizi sociali, con delle strade che sono quelle che sono e con una sanità che non ti riesce ad assistere. Questa regione deve capire che c'è un grande problema di questa natura, ma noi non lo vogliamo affrontare solo dal punto di vista degli anziani, lo vogliamo affrontare proprio come famiglie, in una logica in cui anziani e giovani provano a ragionare su come fare ripartire, a partire ovviamente dal lavoro, perché noi siamo molto interessati alla questione, anche perché, per capirci, se i giovani non lavorano e non versano i contributi all'INPS si rompe la solidarietà nazionale, non solo per il domani ma già per l'oggi.